Buonasera, buonasera. Ancora 2 settimane in zona rossa per il Veneto e per il Friuli Venezia Giulia. Siamo tutti stressati, sfiniti, stanchi, non ne possiamo più di stare agli arresti domiciliari, di patire queste restrizioni. E penso ai ragazzi, penso alle loro famiglie con la DAD e penso soprattutto a tutte le categorie non garantite. Ne parliamo ogni sera nei nostri telegiornali e nei nostri programmi. È a loro che va il pensiero, perché un conto è poter continuare a lavorare, avere uno stipendio, e un conto è ritrovarsi sul lastrico o al limite del collasso. E noi riceviamo, pensate, ogni giorno, ogni sera centinaia di telefonate, di mail, di messaggi di ogni tipo, anche attraverso i social, e persino durante il punto stampa del Presidente Zaia i nostri colleghi ricevono a loro volta delle richieste di aiuto, delle segnalazioni, dei lamenti, delle proteste perché il nonno non è stato vaccinato pur avendo 91 anni, perché la tal persona ha avuto la prima inoculazione e poi non si è più fatto vivo nessuno per il richiamo. Insomma, ognuno ha le sue ragioni, non si può dar torto soprattutto agli anziani. Però c'è un però. Quando telefonate, quando chiamate, quando scrivete, dovete dare nome e cognome. Cioè l'anonimato non funziona, non va bene, non si può non qualificarsi e fare di noi degli intermediari, come un call center, come un numero verde, no? Obbligando i giornalisti a porre delle domande che non hanno a volte verificato, perché non sanno il più delle volte chi c'è dietro quella telefonata e dietro quel messaggio. È una questione proprio di trasparenza, di correttezza. Non si può attribuire ad il giornalista il compito di rivolgere una domanda anche scomoda o difficile, di sapere, di avere dei chiarimenti, buttando il sasso e nascondendo la mano. Non è possibile ed è veramente rischioso, perché noi non siamo la fonte. La fonte in questo caso siete voi, ma la fonte va verificata, e per verificare la fonte, per evitare di fare domande stravaganti o di pubblicare notizie che non hanno un fondamento, dobbiamo sapere con chi parliamo. Quindi quando telefonate, quando ci parlate, non dite "ah, non importa", no, importa invece, dovete dire chi siete. È troppo comodo chiedere a noi di fare da tramite. Quindi noi vogliamo aiutare tutti, ma dobbiamo sapere con chi abbiamo a che fare. Quindi anche quando vi sentiamo in qualsiasi circostanza, per essere anche disponibili, per essere corretti nei confronti di chi poi riceve queste informazioni, siate a vostra volta corretti e dite chi siete, dite da dove chiamate, dite chiaramente qual è il problema. E io vi do un suggerimento molto pratico. Siccome è giusto metterci la faccia, non si deve stare nascosti. Tanti si fanno anche intervistare su vicende magari molto banali e si nascondono, non vogliono comparire. No, dobbiamo tutti comparire, metterci la faccia, in modo che l'informazione sia del tutto onesta e sia diretta, proprio che arrivi a bersaglio. Altrimenti queste telefonate lasciano il tempo che trovano. Quindi, per cortesia, fateci questo favore, noi siamo a vostra disposizione. Mandate per esempio dei videomessaggi, li mandiamo anche a Focus se volete, e così comparite, vi vediamo, tutti sanno che il problema c'è e che la persona è attendibile e pone un problema serio, e tutto andrà per il meglio. Grazie molto.